Sono durate più di un anno le indagini dei carabinieri della compagnia di Cittadella sul giro di prostituzione che gravitava attorno a un locale notturno di Campo San Piero nell'Alta Padovana, chiuso dopo le perquisizioni della notte, e a un secondo night di Pianiga nel Veneziano. Un imponente giro, movimento di donne sia italiane che dell'Est Europa presso un paio di strutture ricettive dell'Alta Padovana, localizzate in Borgo Rico e Campo San Piero, e sostanzialmente nel giro di breve tempo abbiamo capito che queste signore prestavano la propria opera sotto un paravento legale gestito peraltro da due società, una SRL e un'associazione culturale. 5 i veneti tra i 50 e i 60 anni, destinatari di misure cautelari, tra cui un trevigiano di Resana con 3 di loro agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di firma. 40 ragazze tra i 20 e i 45 anni, italiane dell'Est Europa, si esibivano nei locali a fronte di un contratto e di uno stipendio tra i 60 e i 90 euro al mese, in apparenza regolari. Nei privé del locale, con una tariffa a tempo, 50 euro ogni 10 minuti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avvenivano invece prestazioni sessuali, pagate poi in contanti o addirittura col POS, fingendo che fossero consumazioni. Interessante che l'indagine patrimoniale svolta dal nucleo operativo della compagnia di Cittadella ha permesso di ricostruire una serie di movimenti finanziari messi in atto da 2 di questi promotori che sono finiti agli arresti domiciliari, che consistevano sostanzialmente in un meccanismo di ricezione dei proventi corrisposti dai clienti alle prostitute, lavaggio e ripulitura attraverso una serie di operazioni bancarie e finanziarie utilizzando le 2 persone giuridiche citate, reimmissione nell'economia legale, quindi legittima. I carabinieri hanno anche sequestrato oltre 12.000 euro, mentre le accuse a vario titolo sono di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per 2 di loro di autoriciclaggio di denaro.